Dai Miki! Stai lì Miki, stai lì! Approfitta, via! Meglio star davanti! Vai! Vai! Spostarsi lì, Occhio! No. Il secondo che lo dico io parto dietro qua, ok? Vai Michele, grande Miki, bravo! Da 3 giri questi. Quindi siamo in pieno svolgimento con Vai Ramone! Quando mi date via uno, cioè di metterà. Grande Miki! Dove va fuori già, vedi? Sei foderato. Mi sa di sì, non ti dico no. No. Grande Miki! Grande Miki, sì. perdonatemi ma sono gruppo sportivo Doni 2004, Regista. chiude in testa con il numero 333 Sei una bomba. e secondo Bravo, Miki. Emanuele Uez della Pentavanti Bike Solution. Abbiamo qui due flyer di Veneto Cup, come vedete è la 7ª prova, quindi il protocollo, il quinto è vicino al terzo. Filippo Manea, questo è il protocollo per le prossime premiazioni. Eccolo là, il nuovo leone a lato e lui qua. Il protocollo prevede che il quinto lascia alla sua destra il terzo, mentre il là. Signore, il podio terzo per il pedale feltrino, siamo nel bellunese, Lorenzo Faoro. Dico bene Faoro? Non Faoro. L'italiano, signori, va bene, andiamo avanti. Lui è argento oggi a Previago e questa volta sul gradino più alto del podio anche lui campione regionale per il gruppo sportivo Doni, nato nel lontano 2004, semplicemente Michele Chiandussi. 2004. Viva i Veci! Faoro sei in gamba, doppio applauso! E lui, il campione regionale!
per farti passare uno spavento. Madoni ha vinto la categoria, ma ahimè non è una società la tua. Da dove vieni, Doni? Ah, sei un furlano, da dove? Udine, Udine, grande Udine. Bene, via di Udine. Mentre invece per la Barbieri è quarta Anastasia Pellizzaro. Brava Anastasia. Terza per nome meraviglioso. Lei è Camilla Cassolla, la nuova campionessa regionale Veneto per Girelli Cicli dalla lo so, ma io non arrivo da Belluno, arrivo dalla Valtellina, arrivo da Bormio, perciò